Noi abbiamo sollevato il problema immediatamente appena emerso, oltre 2 anni fa, come abbiamo ricordato facendo l'elenco degli atti che abbiamo depositato, mozioni, interrogazioni, perché il punto è molto semplice. L'intesa Stato-Regioni, così come è stata sottoscritta anche da Regione Veneto circa 2 anni fa, rischia di mettere fuori gioco quasi la metà dei centri antiviolenza e delle case rifugio. L'assessore Lanzarin si era presa l'impegno di modificare l'intesa per salvare e preservare la rete territoriale dei presidi contro la violenza di genere ancora 18 mesi fa. La scadenza della proroga, diciamo così, dell'intesa è settembre prossimo. Noi siamo convinti che sia il tempo per avere delle risposte definitive. Le case rifugio, i centri antiviolenza, gli sportelli antiviolenza hanno bisogno della certezza per poter programmare e poter continuare la loro attività e quindi attendiamo nero su bianco risposta alle nostre richieste. I centri antiviolenza e case rifugio devono avere chiarezza sulle prospettive di funzionamento, sul loro futuro. A settembre scade la proroga di 18 mesi all'intesa Stato-Regioni, un'intesa che prevedeva alcuni criteri difficilmente attuabili per molti dei centri antiviolenza e delle case di rifugio del nostro territorio. Sembra che si vada verso una soluzione di alcune criticità, ma nero su bianco non abbiamo ancora nessuna risposta chiara. La vogliamo noi dalle istituzioni che ci rappresentano, la vogliamo dall'assessore Lanzarin, ma la vogliamo soprattutto per le operatrici, gli operatori, i volontari e le volontarie delle tante realtà che si occupano di violenza sulle donne. Chiediamo che ci sia chiarezza nei tempi necessari a queste strutture per poter programmare le proprie attività. Non avere risposte chiare in questo momento non è accettabile. Lo chiediamo da anni con interventi, atti, con una mobilitazione che abbiamo voluto 2 anni fa. Negli stessi giorni eravamo qui in sala stampa per chiedere che ci fossero risposte. Ora auspichiamo che quanto abbiamo sentito sia vero, e cioè che i centri e le case rifugio del nostro territorio si possano salvare, ma finché non vediamo nero su bianco ci permettiamo di dubitare, ma soprattutto chiediamo risposte chiare.